Veneto, terra di ciclismo, e Rossano Veneto diventa protagonista ospitando la partenza della seconda tappa del Giro d'Italia Under 23, un evento che ha colorato di rosa e acceso di passione un intero paese. Un'emozione grande per aver ospitato la città di tappa Rossano Veneto Pinzolo, una festa di colori, una festa di giovani, una festa che ha coinvolto tutto il paese. I bambini delle scuole in questi concorsi e nella giornata di ieri con le gincane, con l'avvio alla bicicletta e poi tutte le ditte che hanno partecipato, grazie alle quali abbiamo anche sponsorizzato questa tappa e questa tappa di giro. Ecco. Io spero che la location sia stata apprezzata da tutti coloro che sono arrivati a Rossano e devo dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato, perché la mia Rossano era vestita con il vestito più bello, bandiere tricolore ovunque, fiocchi rosa fatti dalle donne della Proloco e messi in tutti i luoghi di Rossano, una Rossano festosa.